Agostino Bonomo, presidente della Confartigianato di Vicenza. Presidente, un'iniziativa molto particolare questa degli alimentaristi della Confartigianato del Veneto, dove Vicenza è stata protagonista, il baccalà alla vicentina, come tanti altri prodotti. Voi avete valorizzato molto in questi anni tutta l'alimentazione, a partire dalla panificazione e non ultima la Gata, per esempio, come iniziativa straordinaria anche di aggregazione. Quali sono i punti forti per lei della vostra provincia sull'alimentazione? Beh, io credo che promuovendo l'alimentazione non si promuova solo la filiera dell'agroalimentare ma anche un territorio. L'alimentazione fa parte sì di un mestiere artigiano, ma fa anche parte di un prodotto che può promuovere un territorio, il turismo di quel territorio e la presenza di quel territorio nel mondo. Essere venuti in Europa, all'interno del Parlamento europeo, a promuovere questi prodotti, a far vedere che assieme si lavora bene, appunto dai panificatori, passando poi per i pasticceri, passando per i ristoratori, e andando a acquistare le materie prime del proprio territorio si possono fare grandi cose, non soltanto inerenti appunto solo alla catena, alla filiera dell'agroalimentare, ma proprio di tutto quanto un territorio, perché i prodotti agroalimentari fanno parte della storia del territorio veneto. Lei ha citato i ristoratori, voi avete avuto un'iniziativa ormai da diversi anni di promozione della ristorazione artigiana, avete fatto il menù di Palladio, poi avete fatto i menù di Artù, mi pare, e quindi state puntando molto, però oggi in Italia non è riconosciuta la professione artigiana del ristoratore. Beh, da noi sono venuti i ristoratori e ci hanno detto che loro rappresentano la quintessenza dell'artigianato, nel senso che tutti i giorni comprano materia prima, la trasformano, la elaborano, fanno delle prove e in effetti è vero, perché si racchiude quello che è lo spirito artigiano, perché parte dalla scelta dei prodotti alla trasformazione e si va a finire alla vendita. Bisognerebbe che questo mestiere artigiano, perché in effetti lo è, fosse anche riconosciuto da un punto di vista legislativo e che venisse riconosciuto proprio come mestiere artigiano e non commerciale.